Buonasera a tutti, PCTV, oggi è di 1, cioè 2, scusate, adesso mese di Triulas, che abbiamo brincato, che ha impegnato diciamo, manifestazione di Finanza. Poi saluto a tutti, da BTTV, via Salvini, il numero 11, da Saida De Vizi. Bene, entriamo diretto in argomento, con la stabilità normale. Ecco qua, andiamo direttamente a vedere come si presenta su quello di Saida, che in questa non è stato particolare, che però si sono caricando una bella bella, che tu pare che a volte di a deve sprovare, ecco, a te la sa, non schisidene, arrivanne dai Palagnede, pure dai Costalla, dai Sala de Mare, insomma, si sono caricate meta e di musica non narrata da Staravallo de Oia non narrata che addirittura Salve che l'idea deve scappare, carichi tutti di Abba e a Sasuni che mezzodie e sa una e sa due sa anche una bella provita abbondante, insomma, fino in temporale, minezzato come stimolo, ma sono già salve che non si nida che di questa cosa, però le nuvole sono caricate e quindi possono scatenare da un momento, sapete, speriamo in buono, insomma, che non si tratta di chissà quale disabile, insomma, ecco. E di uno Crasa invece sono le prende tutte le die, che non vede a primo manzano, ma insomma, Castro ha dato la su calore. Ecco qua, scusate, non che va successo qualche cosa, però non vi deve stentare a trovare le mattinelle prima. Allora andiamo da innanzi, ecco qua, il musinocche e come brincamos a San Nova de Oie a un toccamento d'olo che però non è gado pronto, è venuto a mancare Bastianino Taras, a, con Noto Taredda e, e con parecchi stagliatai in Otiolo, naturalmente, noi veramente in un distretto, ma comunque in questa zona, che un po' tanto, mi pare, che ha fatto, quindi abbastanza, insomma, trovano meschino di sempre un paco malaidoso, però pare che andando bene, insomma, comunque come sta arrivata questa nuova che viene a mancare Bastianino e poi nello toccamento. Frate di Francesco. No, ma dennante è batto una variazione e sul calendario dei sos eventi, o identità in movimento. E, allora, su chi è previsto poi stasera sono nascosto che Nicola Agus è stato spostato sul battore di Chiede Triola, è stato spostato il previsto Oie e Timenne, insomma, su la temporata la devi spostare. Il calendario quindi è poi modificato da che le Triula al 2026 proiezione del docufilm nella colonia penale a cura di Motti SRL e dialogo col regista Bitti, complesso museale, etnografico, Bittese Mubbi MMT, ore 21:23. Poi, 14 di agosto 2023, 26, sono nascosto, progetto musicale di Nicola Agus, un viaggio sonoro nella sacralità dell'acqua, area archeologica romanzeso. Kimberly Augusto, riflessologia plantare nel parco. Poi 19 settembre 2026, giornata dello yoga. Bisemo. E quindi no, che amo lo manifesteggio di Nicola Agus, però insomma non è sposo e duoso del Triola, ma sul battore di chi del Triola. Amo invece evento che veste organizzato in Mamone, monologo in lettura dinamica di e con Antonio Marras, 3 luglio 2026. Oh, io non capisco tutto l'evento, che vorrà però già a Twitter.
e collammo direttamente sul giornale, prima pagina della Nuova Sardegna, il pronto soccorso reggono anche senza gettonisti. Questa è una buona nova, che sia vero che regga nello pronto soccorso pure che nel gettonista, insomma, una buona nuova per la sanità tesarda, chi invece pariata chi ha bisogno di questi spesa, metà manna posso il gettonista. Boss nell'isola, Nordio, il governo va avanti, cioè praticamente quasi che sia una piaga biblica, questa adesso è il 41 bis, la Sardegna pare chi non si riscampa, che sono appunto anche tramutare dai altri due a bizi e Galiotto di questa categoria, metta pericoloso perché poi non solo sono pericolosissimo, ma come te si muove in si muove ti fatta isso, è tutto un intorno della famiglia mafiosa sa chi non promette nulla bene. Poi noi abbiamo una bella vignetta in cui sono Batto Scardo, Batto il Moro, che sono correndo sul Palio di Siena, ma in effetti si tratta da accanto pare che sul Palio di Siena batta 7 Vantino Sardo e 9 Cardo. Oggi in Piazza del Campo la corsa per la Madonna di Provenzano e il Palio di Siena anche quest'anno è una questione tra sardi. Anche stavolta il Palio della Madonna di Provenzano che si corre oggi parla sardo. Nella pista in tuffo, a contendersi di cencio, ci saranno infatti 9 cavalli su 10 e 7 fantini di chiara origine isolana. Lunedì sono stati decisi i nomi dei cavalli e sorteggiati gli abbinamenti con le contrade, che poi hanno contattato i fantini, pescando soprattutto tra i sardi. Bene, 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 ne siamo contenti, non essere poi tutti. Amo il valore riconosciuto, pronto soccorso, mettetevi comodi. Sanità, il caso di San Francesco di Nuoro, fino a 18 ore di sosta per pazienti meno gravi. Dopo l'uscita dei medici gettonisti si gonfiano i tempi d'attesa per l'assistenza. Un giornale narrata chi andava bene, satiro chi no. Cagliari, una metro senza fine. Sit-in davanti a Tavolara, giù le mani da Calafinanza. Ed è stata una battaglia incredibile, è stata, specialmente chi su Sole e chi su Calore. In centinaia allora di Porto San Paolo, che sono ritrovati centinaia e centinaia a Loiri, Porto San Paolo, per dire no al progetto di Tavolara Bay e Calafinanza, comitati, associazioni, attivisti in arrivo a tutta l'isola, ma anche tanti turisti, sull'onda di una petizione con oltre 100.000 firme. Il comune ha ritirato l'ok al progetto che prevedeva solo il recupero di una villa, ma l'impresa, a forza di un provvedimento del governo legato alla ZES, ha ben altri progetti. L'8 luglio il TAR si pronuncerà sulla sospensiva chiesta dalla Regione. E se non la sospensiva l'hanno fatta noi. Se non la che sul TAR, vamos a pensare noi. Allora, Orune celebra poetas e emigrados, la rassegna tra cultura e confronto. In Orune va sempre di questo bello evento. Un ricchissimo programma di eventi da venerdì 10 promossi dal comune. Sarà anche e soprattutto un'occasione di incontro e di riflessione su un tema da sempre molto attuale, quello degli emigrati sardi che dai paesi dell'interno sono partiti per fare fortuna, per cercare lavoro, per seguire i loro sogni. Tutto è pronto a Orune per ospitare dal 10 al 12 luglio la quarta edizione della rassegna Poetas ed Emigrados. Saranno, come spiega il comune, che ha organizzato l'evento con la collaborazione della situazione culturale sardana,
3 giorni ricchi di cultura, confronto e di intrattenimento. La manifestazione, cofinanziata dalla Fondazione di Sardegna, ha tra i suoi partner il progetto L'Unione dei Comuni del Montalbo Gal Nuorese Baronia. Ricchissimo il programma della 3 giorni. Si comincia venerdì 10 luglio alle 19 nei giardini di Casa Murgia con il convegno a 10 anni dalla morte di Pinuccio Sciola, la grande sinfonia della natura e i saluti dell'amministrazione comunale. Partecipano maestro Giacomo Moria, maestro Fabio Ognibeni, maestro Gavino Murgia, momenti musicali a cura di Giacomo Monica e Coro San Remedio e Tessere. Sabato 11 luglio invece, con inizio piuttosto mattiniero alle 5:30 nel Monte de Sandra, ci sarà il concerto Aspettando l'alba. Partecipano Giacomo Monica e Gavino Murgia dalle 10:30, sempre sabato 11, nella biblioteca comunale è previsto il benvenuto e presentazione e manifestazione da parte dell'amministrazione comunale. Saluti del sindaco, dell'assessore alla cultura. A seguire convegno sull'emigrazione sarda. Dalle 19 nella chiesa di Santa Maria Maggiore il concerto dei cori. Partecipano il coro Monte Castello di Parma, il coro San Romedio di Romeno, il coro di Lizera di Orune, tenore Nonnale e tenore Sant'Andria domenica 12 luglio dalle ore 9, visita guidata nell'area archeologica Sant'Efisi. Dalle 19 nei giardini di Casa Murgia, premiazione poesie del concorso letterario Poetas Emigrados sul tema dell'emigrazione sarda e ringraziamenti finali dalle 21:30 in piazza Santa Maria Maggiore, balli in piazza con Gianluca Tessa, Nicola Gurdi, Franco Corrias. Bene, sono contento di questa bella iniziativa. San Francesco di Nuoro si attendono anche 18 ore, 12 medici a coprire i turni, i pazienti arrivano pure dall'Ogliastra. Naura da innanzi, sit-in, in vista tavolana, un patrimonio di tutti, centinaia di manifestanti a Calafinanza nel Merino Lazzès, atto di prepotenza verso i sardi. Via gettonisti, aumentano le file, incubo pronto soccorso nell'isola, presidi sguarniti, Beretta, direttrice a Olbia, verso le dimissioni. Beretta, direttrice ad Olbia verso le dimissioni. Gli effetti dell'azzeramento si vedranno tra qualche giorno. Per ora si doveva programmare i turni da ieri in poi, l'ha fatto considerando la scadenza del contratto dei gettonisti e quindi rimodulando le risorse a disposizione, ma senza riuscire ad evitare talvolta una maggiore attesa dei pazienti in fila nel pronto soccorso più a rischio fino a 18 ore. San Camillo, ospedale di continuità solo sulla carta. Tregua del caldo, ma solo fino a domenica. Lo strano inizio d'estate, l'affa si alterna agli acquazzoni, come ieri a Cagliari, e probabilmente l'altra parte Burruoie in bici. Dall'isola l'Altolà alle esercitazioni. Vogliamo chiarezza, bocciato il calendario della difesa, aerei da guerra in azione nel Sulcis. Terra dagli schimoli, destinata a servitù del militare, 63 scrocchentes a servitù italiana, sono in Sardegna e quindi scrivo qui, noi che siamo sempre in guerra, seppur simulata, ma sempre in guerra. Sfogo a New York per il pecorino romano, questa è una bella nova.
vetrina per rafforzare il formaggio sardo nel mercato nordamericano. Per il consorzio di tutela uno spazio positivo al principale appuntamento dell'alimentare. Nordio sui detenuti del 41 bis, nessun problema per l'IVA, sì, nessun problema. Il guardasigilli risponde ad una interrogazione del deputato Perantoni, M5 Stelle. Le presenze nelle 3 carceri sarde non cresceranno, a Nuoro si ridurranno, ma amo restare a ridere. A fuoco Pascoli e macchia mediterranea, incendi nelle zone di Ottana, Iglesias e Luras. Addio ai gettonisti, 3 milioni per salvare i pronto soccorso. La Regione aggiunge risorse per incentivare le retribuzioni. Ora la sfida sarà trovare medici disponibili a coprire i turni. Venti di rivolta, cala finanza contro il progetto Tavola Bay, manifestazione pacifica per dire no al beach club di lusso a Villa Ioi. Bandiere dei quattro mori al vento, striscioni colorati, cori e slogan contro il progetto turistico Tavola Bay a Cala Finanza. Almeno 150 persone ieri hanno manifestato pacificamente per dire no al beach club di lusso che dovrebbe sorgere intorno alla storica Villa Joy, trasformata in ristorante bar con vista su Tavolana e Molano, autorizzato direttamente dal governo mediante la procedura ZES per il mezzogiorno, ma non credo che vi lo lasciano fare, non credo, proprio no. Siena, un palio sempre più sardo, dall'isola 7 fantini e 9 cavalli. Energia, prezzi tra i più cari d'Europa, ARERA, siamo vulnerabili agli shock. Pesa l'impennata dei costi di gas e petrolio dopo la crisi del Medio Oriente. Istat, sale la pressione fiscale, più 0,3%. Cala il rapporto deficit-PIL che scende al 7,8%. I consumi crescono dell'1,4%. Andiamo in politica internazionale. USA e Iran ancora non si parlano. Colloqui indiretti in Qatar. Teheran prima sbloccate i nostri fondi congelati. Ma poi si chiede da mantenersi il stretto di Hormuz stancato. Zelensky pronto a sfidare Zelensky alle urne. In autunno potrebbe ottenersi le elezioni nonostante la guerra. Via Bankova, Kiev e nella residenza di Stato dell'Ucraina qualche giorno fa ha avuto luogo un incontro che potrebbe cambiare l'equilibrio interno di un paese in guerra da oltre 4 anni. Uno di fronte all'altro, Volodymyr Zelensky e il generale Valery Zaluzny, all'ambasciatore di Kiev nel Regno Unito, hanno parlato a lungo e non solo degli effetti delle dimissioni di Keir Starmer, Zelensky. Allora, Zelensky, uno dei simboli della resistenza ucraina, ha infatti comunicato a Zelensky la volontà di candidarsi alle urne presidenziali. Quando? Già in autunno, se il presidente ucraino riterrà che ci saranno le condizioni per andare alle urne. E da qualche tempo sembra che Zelensky ci stia pensando. Quello delle elezioni in Ucraina è un dossier con il quale è facile scottarsi e che spesso è stato strumentalizzato da Vladimir Putin. Il mandato di Zelensky è scaduto nella primavera del 2024, ma la legge marziale
ha sempre rinviato le presidenziali. Il capo dello Stato, secondo quanto riportato nell'Ukrāņiskā Pravda, questa volta ha parlato con l'ex comandante delle forze ucraine di una finestra di opportunità per il voto di Stamuramir. Bene, resa dei soccorritori e gli sciacalli arrestati Revolo. Naturalmente in Venezuela Revolo in questo disastro umano che bestia sta. Tancamos le telenovelas de hoy, che si sbriga de tancatura, eccola qua, e non damos l'appuntamento con la casa, però. No, non riscuste la sbriga de tancatura. È ricominciata cosa che vabbè, pazienza, dai. Tancamos in costa visto che non hanno usato. Bene, a me servire a tutto, buona a tutto, visto che vi saluto, mentre la classe.